abbiamo voluto dare vita a un sogno: trasformare le strade del nostro paese in una galleria d'arte a cielo aperto. Un percorso artistico e sensoriale che parli di bellezza, di lentezza e di stupore. Volevamo che chiunque cammini per queste vie possa fermarsi, guardare in alto e riscoprire i nostri spazi quotidiani sotto una luce nuova, più calda e accogliente. Per farlo abbiamo scelto un'arte antica e generosa. Questo intero percorso è stato infatti realizzato attraverso installazioni e coloratissimi mandala all'uncinetto. Un cammino condiviso passo dopo passo, punto dopo punto. E oggi siamo a Tusa, ci troviamo qui nel centro storico e siamo in compagnia di tante donne che hanno creato qualcosa di veramente originale. Intanto i vostri nomi? Rosaria, Katie, Maria Luisa, Maria, Enza. E voi siete solo alcune delle donne che hanno partecipato a un grande lavoro per rendere più bello e accogliente il centro storico. Sì, siamo una quarantina, siamo 4 promotrici, oggi manca Giovanna, la mamma di Maria Luisa, e poi ci sono tutte le altre che ci hanno collaborato, che ora ci raggiungeranno, così facciamo magari una bella passeggiata e vediamo tutto il percorso in anteprima. Vediamo che ci sono diversi lavori all'uncinetto che stanno... L'uncinetto, ci sono queste che sono delle mattonelle grandi, poi c'è questa rete fatta con fiorellini e questa è la Fontana dei Desideri. Poi continuando ci sono tutti i mandala e poi alla fine del percorso della Via Lesina c'è delle installazioni all'uncinetto, ma anche nella parte bassa del paese, la parte nuova, il piano. Noi qua siamo zona terra, poi c'è la zona piano e c'è un'altra installazione, l'abbiamo chiamata l'Albero delle Voci, praticamente dove ci sono un QR code che se si scannerizza si sentono tutte le voci del passato, del presente, i suoni del paese, insomma, e delle altre installazioni vicino che indicano il passato e il presente. Ma quanto tempo è stato necessario per realizzare tutti questi lavori? Noi abbiamo iniziato prima di dicembre, abbiamo fatto un lavoro che abbiamo fatto per Natale, per la notte di Natale abbiamo preparato degli angioletti e poi invece abbiamo iniziato subito con questo progetto Tusa l'intreccio che accoglie, appunto, e abbiamo iniziato a gennaio, quindi 5 mesi buoni di lavorare, ma abbiamo trottato, ma siamo state ben supportate veramente. E questi lavori saranno qui nelle vie di Tusa per tutta la stagione estiva? sì, fino a fine ottobre che finisce con la festa della festa dell'autunno. Speriamo che durano, poi vediamo se a fine ottobre ancora dura qualcosa, vediamo se il sindaco ci permette di proseguire durante tutto l'inverno, vediamo quello che succede. Allora non resta altro che riconoscere alcune delle protagoniste, sono tante le donne di ogni età. Sì, proprio di ogni età, lo possiamo dire, qua si vedono, potete fare una carrellata e veramente ci siamo trovate benissimo, abbiamo fatto gruppo e siamo stati un'unica cosa, ecco le mascotte più giovani. Sono la più anziana di tutte, la più vecchia. Ma la più giovane dentro? No. Cosa ha realizzato lei? Ho fatto dei centrini per mettere nei cerchi che sono esposte dappertutto.
E qui conosciamo alcune delle protagoniste che stanno continuando al lavoro. Intanto il suo nome? Maria Assunta. Cosa sta realizzando? Il mandala che hanno fatto le signore io lo sto montando su questo cerchio per poi poterlo appendere. Questo è di piccole dimensioni, però abbiamo visto Lo anche... mettiamo nei nostri balconi perché sono gli ultimi rimasti, avendo già addobbato tutto, questi piccoli li stiamo realizzando per noi. Ma lei quando ha imparato e da chi? E qua le signore, soprattutto da Katie e Rosaria e Giovanna che oggi qua non c'è, che sono state le nostre, che hanno ideato il progetto e che ci hanno permesso di ottenere queste cose. Vediamo che ha realizzato questo lavoro utilizzando diversi colori. Sì, diversi colori, anche perché è stato fatto molte volte con dei cotoni che magari rimasti in fondo alle panche che erano inutilizzati, così abbiamo anche riscoperto il riutilizzo di tutto. Ecco. E lei cosa sta realizzando? Anche un mandala piccolino. Ha imparato da piccola? Sì, la nonna era molto brava. Non ha mai dimenticato? No. E adesso quest'arte è stata utile per portare avanti questo progetto? Mia sorella, che siamo sorelle con Rosaria, mi ha coinvolto a partecipare a questi intrecci di fili. C'è tanto amore per il proprio paese? Sì. La vediamo impegnata nel realizzare cosa? Allora, è un mandala che solitamente io non guardo nei giornali, l'invento spontaneamente, sì. E verrà messo in un cerchio da 50. Ma è difficile lavorare all'uncinetto? Ci vuole fantasia. Io è da piccola che comunque lavoro all'uncinetto, da almeno avevo 7 anni ho iniziato con la nonna a fare prima la catenella. Ci mostra come si procede? Dipende dal punto che si deve fare, questo che sto facendo è un punto basso. Quindi si va avanti sempre così? Poi se io voglio cambiare, cambio, punto alto, altissimo, se voglio fare lo spigo, così, la punta, sì. Quando inizio dipende come voglio iniziare e poi proseguo, mi invento come proseguo. Complimenti. Lei invece utilizza cotone bianco più sottile, mi sembra. Più sottile, e praticamente sto realizzando un merletto che poi sarà messo in una tovaglia di lino o di tela, che anche gli antichi qua tessevano nel telaio, e quindi poi mettevano questi merletti per far realizzare delle tovaglie. Si faceva il corredo una volta? Il corredo una volta, mia mamma, mia nonna hanno sempre lavorato all'uncinetto e hanno realizzato i lavori per noi più grandi, per noi più piccoli che prima non sapevamo fare, ma che da loro abbiamo imparato. Si guardava con attenzione, con curiosità quest'arte? Sì. C'era molta, come dire, anche molto intreccio, di che cosa anche intreccio? Non solo dei fili che potevamo intrecciare, ma intreccio delle vite, intreccio delle persone che collaboravano, di vicini di casa che si sedevano fuori e lavoravano all'uncinetto, e anche, come dire, anche a casa, poi attorno al braciere, di solito d'inverno realizzavano questi lavori. Il tempo sembrava scorrere diversamente rispetto a oggi? Anche più un po' più pacato, diciamo, con meno frenesia. Oggi c'è troppa frenesia, invece prima era diverso, prima c'era più calma, nonostante si andava in campagna, si andavano a realizzare lavori come dire, della campagna, a fare l'orto, a badare agli animali, badare alle persone che lavoravano alle terre, e quindi poi la sera dovevano fare il corredo per i figli, i nonni, e quindi realizzavamo questo progetto anche noi che abbiamo imparato da loro. E oggi tutti insieme come una volta per creare qualcosa di bello per il proprio paese? Sì, infatti ora sto realizzando un fiore che poco fa abbiamo visto nella fontana dei Desideri. Io questo l'ho imparato quando ero piccola e ora ho riscoperto dopo tanti anni il lavoro all'uncinetto che avevo messo nel cassetto, avevo accantonato e ora l'ho ripreso, ed è bello ricominciare a lavorare, a stare insieme, a condividere le nostre idee, i nostri lavori, i nostri pensieri. Ma è stato facile
facile riprendere? Facilissimo, perché quando una cosa si impara non si dimentica mai, si impara e si continua a fare sempre. Signora, lei cosa sta realizzando? Il mandala, quello che abbiamo visto in via Lesina. Tutto in un unico colore? No, in 2 colori, l'altro lo devo aggiungere. Siamo ancora all'inizio? Siamo all'inizio, sì. Quindi si parte come? Si parte che si fanno alcuni punti di catenella, poi si fa il punto alto, poi un cerchio e così si va avanti sempre, fino ad arrivare a essere bello grande. E oggi le vostre opere sono presenti in tantissime vie del paese. Cosa si prova nel vedere queste opere realizzate con tanto amore? Una bella soddisfazione e non solo, anche ci sentiamo soddisfatti, attivi, che abbiamo fatto qualcosa pure per noi anziani, che non per i giovani. I giovani sono all'avanguardia di tutto, ma noi anziani abbiamo sentito accolti, insomma noi ci hanno cercato per fare qualcosa. Siamo stati in compagnia, abbiamo passato un buon periodo. Ho visto anche qualche giovane ha partecipato, quindi avete insegnato loro quest'arte? No, loro sono brave, sono brave. Insomma. Lei a che età ha imparato? Da piccolina, perché allora si lavorava, si andava in campagna e si lavorava in paese. Io ho 87 anni. 87 anni, complimenti. Grazie, grazie. Perciò abbiamo visto tante cose. Signora, lei invece quando ha imparato? Questa di cotone ora l'abbiamo fatta, ma io prima pure lavoravo quando era piccola. Signorinella, prendeva l'uncinetto, però era in campagna, me ne andava sempre in campagna, non poteva fare l'uncinetto. Ora che sono in pensione come quella, perciò ora faccio qualcosa perché sono sola e faccio qualcosa, ma prima me ne andava in campagna. Signora, lei invece cosa realizza? Bordura per delle tovaglie da corredo. Mi appassiona e mi rilassa. Ma lei da tanti anni? Sì, qua tutti da piccole ci hanno imparato a fare, a lavorare, perché il corredo si faceva a mano, come vede, perché non siamo in città che possiamo comprare tutto, allora realizzavamo tutto noi. Oggi si è perso un po' questa tradizione? Forse un po' sì, forse i giovani no, sì, i giovani no, purtroppo no, ma dobbiamo essere un po' noi a coinvolgerli anche in questi momenti come lo facciamo noi, vediamo cosa possiamo fare. Possiamo dire che ci siete riusciti in qualche modo a fare unione? Sì, una bella compagnia, ci siamo voluti bene, rispettati, ci siamo anche un po' spensierate. In mano ha dei fiori? Girasole, sì, sto creando un girasole. Servirà poi per fare cosa? Per una spilla. Signora, lei cosa realizza? Una mattonella sto facendo. Sempre all'uncinetto? Sempre all'uncinetto, infatti. La tecnica è sempre la stessa? Sì, la stessa, giustamente. Anzi, è stata una bella occasione incontrarci tutti insieme. Innanzitutto si crea comunione fra di noi e poi la voglia di realizzare le cose, come ho detto poco fa, per abbellire il paese, perché Tusa l'abbiamo nel cuore. E conosciamo altre due delle protagoniste. Lei ha in mano un mandala. Quindi sarà ancora più grande poi? Sì, sempre. Quanto tempo ci vuole più o meno? Vabbè, siccome io per lo più lavoro la sera, quando mi guardo la televisione, 2 o 3 sere. Quindi riesce a guardare la televisione e a lavorare all'uncinetto? Sì, lo faccio. E lei? Sto realizzando il punto catenella. Quindi si parte proprio così? Proprio così, si inizia dal primo punto che ho fatto, da piccola. Chi le ha insegnato? È mia mamma. Ma oggi ha dei figli lei? Sì. Ma stanno imparando quest'arte? Un po' la piccola, sì. Prima però con il telefonino in mano sempre. È importante non perdere quest'arte. Sì. Perché rappresenta anche la nostra cultura. Sì. Abbiamo voluto dare vita a un sogno, trasformare le strade del nostro paese in una galleria d'arte a cielo aperto. Un percorso artistico e sensoriale che parli di bellezza, di lentezza e di stupore. Volevamo
che chiunque cammini per queste vie possa fermarsi, guardare in alto e riscoprire i nostri spazi quotidiani sotto una luce nuova, più calda e accogliente. Per farlo abbiamo scelto un'arte antica e generosa. Questo intero percorso è stato infatti realizzato attraverso installazioni e coloratissimi mandala all'uncinetto. Un cammino condiviso passo dopo passo, punto dopo punto. Sindaco, tante donne protagoniste di questo progetto. Sì, diciamo le donne di Tusa ancora una volta hanno dimostrato di essere una forza trainante, perché è un progetto che inizialmente partito con poche donne ma che è diventato un fiume in piena. Quando Rosaria, Katie e Giovanna sono venute al comune per sapere se l'amministrazione sposava il loro progetto, ho detto immediatamente sì, ma non pensavo con questo successo. Veramente hanno reso il nostro centro storico ancora più bello, ma credo che anche la funzione più importante è stato perché sapere che ogni martedì queste donne si riunivano per fare qualcosa per Tusa è veramente un segno di affetto, è la dimostrazione di essere delle donne orgogliose di appartenere a Tusa. Un'arte antica che qui a Tusa continua a vivere, perché molte donne praticano quest'arte, quella dell'uncinetto, abitualmente. Sì, io nemmeno pensavo che tutte queste donne che fossero così brave, e devo dire che la cosa bella è vedere anche che giovani si stanno approcciando all'uncinetto, perché è diventato veramente qualcosa di contagioso. Voi oggi qua avete visto molte donne, ma devo dire che ci sono state tante altre che hanno collaborato da casa chiedendo il filo alle organizzatrici e che hanno dato il loro contributo, perché ci tenevano, anche se non avevano la possibilità di spostarsi, a dare il loro contributo per rendere Tusa sempre più bella. Qui ci troviamo nella zona antistante il municipio e c'è una bellissima fontana che è stata abbellita proprio con alcune opere. Sì, questa è una delle tante, perché hanno scelto proprio i punti cardine del paese, perché oltre ad abbellire tutto il corso, i balconi e così via, ma hanno fatto un grande lavoro perché hanno fatto delle installazioni qui con la fontana a Belvedere, con una farfalla e con un quadro dove si possono fare le foto, in piazza Mazzini con un leggio fatto all'uncinetto e peraltro con un QR code dove uno può ascoltare, poi collegandosi nel QR code, le voci delle persone sia giovani che un po' più avanti negli anni a Santa Caterina, quindi diciamo hanno reso veramente il nostro paese molto ma molto bello. Siamo in compagnia di Salvo Scaduto. Salvo, qual è il tuo ruolo? Allora, abbiamo organizzato questo progetto che è Tusa, il Volgo dell'Arte, che si è sviluppato nel corso del 2025 fino ad oggi, quindi 31 maggio 2026. Un evento che è partito l'estate scorsa a Castel di Tusa, con un evento che ha visto protagonista appunto la frazione di Tusa e la bandiera blu, col Tusa Blue Food, dove è stato organizzato uno street food, ma c'è stata tutta una serie di talk, cookie show proprio nella spiaggia delle Lampare. È proseguito sempre in estate, ad agosto, a Castel di Tusa con un cookie show sul mare, con il pastaio matto Salvo Terruso, molto conosciuto sui social visto che ha tantissimi follower, più di 100.000 follower. Poi è proseguito in inverno con due cookie show sia a Tusa sia a Castel di Tusa e l'installazione di due alberi di Natale.
Vuol dire che la comunità è pronta ad accogliere, perché l'arte, la bellezza accoglie, si prepara ad accogliere un turismo, quindi è una comunità matura che ormai ha recepito la bellezza del paese e dimostrarla agli altri, e tutti insieme, coniugando sia l'arte che anche l'attività enogastronomica, possiamo prepararci ad un'estate che sicuramente sarà all'insegna della bellezza e dell'accoglienza. Al di là delle tante cose buone che ho assaggiato, dal pane alla carne, però una mi ha colpito. Una mi ha colpito talmente tanto che mi ha spinto a fare un articolo proprio su questo aspetto. Sto parlando del pezzo duro, del vostro pezzo duro. E qui siamo in compagnia di un giornalista. Sì, io sono a Zara e arrivo da Palermo in pratica. Mentre lei? Io mi occupo della gastronomia ormai da più di 20 anni, ho un sito internet che si chiama cucinartusi.it. Ma oggi siamo qui a Tusa perché anche questo territorio ha una buona cucina. Ma diciamo che la gastronomia è un grande volano diciamo, turistico, quindi Tusa va benissimo che punta sull'arte, ai numeri sul mare, le bandiere blu eccetera eccetera, ma non ci dobbiamo dimenticare appunto della gastronomia che oggi già da diversi anni tira alla grande, no? Tira e attira. E allora io l'anno scorso sono venuto qui, ho avuto modo di stare 2 giorni, ho scoperto il pezzo duro locale, che è secondo me dalle ricerche che ho fatto io derivato direttamente dalla bombetta palermitana, semplificato, riadattato e reso più pratico per la festa della Madonna, che nacque ovviamente per poter diciamo, offrire più gelato contemporaneamente a più clienti. All'epoca era fatto in una determinata maniera, oggi è stato leggermente modernizzato ed è secondo me un pezzo oltre che duro anche unico. Non manca niente a questo territorio, diciamo così, come tanti altri borghi siciliani hanno tante potenzialità. Assolutamente sì, e soprattutto mi piace il mettere i giovani al centro di tutto. Se i giovani se ne vanno via è chiaro che tutto si perde e tutto finisce, e allora servono sia gli anziani, chiamiamoli così, che sono un tesoro davvero inestimabile, e poi soprattutto ci vogliono i giovani, perché senza di loro il futuro chiaramente non può esistere, e ben venga allora che i sindaci in generale ci puntino sui giovani, altrimenti si ferma tutto. E ricordiamo che il cibo è cultura in Sicilia. Assolutamente. Ripeto, ritorno sul pezzo duro perché io mi sono un po' fissato, sono riuscito tramite le conoscenze che avevo io accumulato a Palermo e quello che ho scoperto qui, a creare una sorta di filo che li univa. Quindi partiamo dagli anni 50 e arriviamo ad oggi. Ecco, diciamo che anche lì ci sono dei numeri per creare una narrazione, quindi è un qualcosa che ha una storia, quindi si ci può ricamare sopra, si può fare secondo me un pezzo duro fest. Cosa si prova nel vedere tantissime donne lavorare, stare insieme così come una volta? Allora, è stato un mio desiderio di tanti anni fa cercare di raccogliere tutte queste belle signore e stare tutte assieme. E lo dico con orgoglio veramente che siamo stati bene assieme, con amore, affetto. Magari con noi come gruppo ci siamo sempre voluti bene, ma ogni tanto ne pizzicamo perché non sempre siamo d'accordo. Le idee tutte assieme, mettere per farlo. Alla fine ci siete riusciti a portare a termine questo progetto? Questo progetto ci siamo riusciti a farlo, è stato bello stare assieme e confrontarci e creare soprattutto cose belle. Lei deve vedere questa bella struttura che ho fatto io all'uncinetto, lo dico che l'ho preso da una foto, e ho fatto questo bellissimo telefono, per dire la verità lo prendo come un mio orgoglio veramente che ho fatto questa bellissima creazione. Anche i giovani hanno partecipato e tu non sei residente a Tusa, abiti lontano? Io sono di Tusa, però sto a Torino da qualche anno. In realtà sono state loro, insieme a mia mamma, a coinvolgermi.
avevano un insieme di idee, allora io le ho raccolte queste idee e abbiamo proprio creato un progetto, appunto l'abbiamo chiamato TUSA, l'intreccio che accoglie, proprio perché abbiamo voluto intrecciare queste mani, e non solo mani ma anche legami, perché alla fine abbiamo cercato di coinvolgere tutti i tusani e in più accogliere pure le persone che ci vengono a trovare, quindi creare questa connessione, perché in effetti, come diciamo sempre, siamo tutti figli di una stessa bellissima trama, quindi questo è il nostro messaggio. Un progetto che vede insieme la tradizione ma anche l'innovazione, perché lì vediamo un codice QR. Sì. Esatto, perché questa praticamente questo non è soltanto un percorso artistico ma anche sensoriale, appunto se si scannerizza questo QR ci sono le voci non solo del passato, ovvero delle donne un po' più grandi, adulte, ma anche le voci del futuro, ovvero abbiamo raccolto proprio voci di bambini, adolescenti e giovani adulti, proprio perché abbiamo voluto anche coinvolgere anche le varie fasce d'età, non solo appunto donne un po' più grandi, ma anche i giovani, perché i giovani sono anche importanti per il nostro paese. Non resta altro che rinnovare l'invito di venire qui a Tusa, perché i borghi antichi come Tusa hanno tanto da offrire. Qui c'è memoria, qui c'è storia, qui c'è tradizione e oggi c'è anche questo progetto che voi avete portato avanti con tanto amore. Ecco, noi abbiamo voluto valorizzare quello che è il nostro paese, che ultimamente, come tutti i paesi di montagna, sono un poco abbandonati, ma con questo progetto che abbiamo creato stiamo cercando di fare un poco di creare un poco di interazione con quello che è l'innovazione anche con questo QR code, perché tutti possono fare, che possono scansionare e sentire quello che è Tusa, che era e che è e che speriamo sarà.